Certo, allora in questo senso il nostro giornalista Emiliano Schincaglia ha fatto un percorso attraverso le principali aziende dedicate appunto allo smaltimento. Vedremo ETRA e vedremo Agegas APS AMGA. Cominciamo con ETRA, se la regia ci segue. Abbiamo avuto un cicerone d'eccellenza, Peter Ilev, responsabile comunicazione ETRA, che ci ha spiegato come vanno utilizzati i bidoncini che vedete qui alle mie spalle, che tutti tutto sommato conosciamo, ma poi il piatto di plastica lo posso buttare, la forchetta di plastica cambia qualcosa? A volte servono veramente delle competenze specifiche per non sbagliare, perché poi una raccolta differenziata non corretta vuol dire pagare un pochino di più quello che è la gestione del rifiuto, quindi appunto le tasse che noi paghiamo al comune. Vediamo il primo contributo. Prendiamo subito la nostra cappasanta, o meglio quello che rimane dopo aver mangiato la cappasanta. Tanti penserebbero che si tratta di un rifiuto umido, perché è un resto di cibo, purtroppo non è compostabile, non può essere mangiato dai batteri, dai vermi e di conseguenza finisce nel secco non riciclabile. Contenitori in materiale poliaccoppiato, un po' carta, un po' plastica, un po' metallo, che adesso possono tranquillamente essere buttati nella carta e cartone, ovviamente senza la cannuccia, perché poi vengono separate, si recupera la cellulosa e si recupera anche la plastica e i metalli, imballaggi di plastica, perché di plastiche ce ne sono tanti. Ad esempio prendiamo lo spazzolino da denti e qua abbiamo anche il suo contenitore. Sono tutti e due oggetti fatti in prevalenza di plastica, però il contenitore è un imballaggio, quindi per il regolamento che c'è tra produttori di imballaggi e consorzio di riciclo degli imballaggi, questo oggetto può essere buttato nella plastica, mentre lo spazzolino da denti, così come i giocattoli di plastica che non sono imballaggi, vanno buttati nel secco non riciclabile. Piatti e dei bicchieri usa e getta. Fino al 2012 venivano considerati rifiuto secco non riciclabile perché non rientravano nella categoria degli imballaggi, così come anche le forchette, coltellini e cucchiaini posati in plastica. Per fortuna dal 2012 c'è stato un accordo tra i comuni, il consorzio del riciclo e produttori di bicchieri e piatti di plastica. Attualmente quindi possono finire dentro gli imballaggi di plastica, sia i bicchieri che i piatti. Non vale ancora questo discorso per cucchiaini, forchette, cioè le posate di plastica, che sono ancora ritenuti degli oggetti, non imballaggi, e finiscono nel secco. Per una bottiglia in tutto l'umido non è che si blocca il processo, però ci sono delle penali e ci si rischia anche di perdere tutto, diciamo, tutto lo scopo della raccolta differenziata, perché in un carico di plastica, di imballaggio di plastica, quando noi superiamo una percentuale permessa di errore, dopodiché quella plastica non viene più accettata da chi la prende. Quindi sono tutti soldi buttati all'aria e in più quel materiale dopo dobbiamo arrangiarci a smaltirlo magari nell'inceneritore, cosa che non vorremmo che accada.